Benvenuti alla nostra informazione. Quella che segue è una selezione dei servizi più importanti del TG Bassano dell'ultima settimana. Mentre gli occhi dei bassanesi sono puntati su San Lazzaro e su Santa Chiara, altri pezzi da 90 della storia cittadina iniziano a denotare qualche segno di stanchezza. È il caso della scuola Mazzini, per mesi al centro del dibattito politico e civile a Bassano e ora finita la chetichella in un bel cassetto a prendere polvere. Se non fosse che le veneziane dell'enorme struttura cadono letteralmente a pezzi, rischiando appunto di piombare sulla testa di qualche incauto passante. Ma andiamo con ordine. Queste sono le fotografie che un nostro telespettatore ci ha inviato giusto sabato, dopo una bella passeggiata in centro storico per una visita al mercato e ai negozi del Salotto Buono bassanese. Passando davanti alla Mazzini, l'uomo si è accorto che una stecca di metallo si era staccata da una delle finestre, piombando sul marciapiedi. E così ha scattato un po' di foto per far vedere che cosa era successo e noi siamo tornati in zona per verificare. Ecco cosa abbiamo trovato. La stecca caduta non c'è più, rimossa probabilmente nelle ore immediatamente successive, ma sono tante le tapparelle ammalorate sulle tantissime finestre dell'istituto scolastico abbandonato da troppo tempo ormai. E se un'ondata di maltempo come quelle che si sono viste di recente dovesse abbattersi sulla pedemontana, altre stecche e altri pezzi di queste vecchie dotazioni potrebbero decidere di seguire l'esempio di quella caduta sabato. Da lì a volare sulla testa di qualcuno il passo è molto breve. In realtà quello delle tapparelle o veneziane che dir si voglia è solamente un grido d'allarme, un avvertimento da parte di un pezzo di storia della città che chiede più attenzioni, più garanzie per il proprio futuro. Perché dopo le mobilitazioni, dopo le prese di posizione, dopo i tanti progetti di cui si è parlato, il rischio è proprio quello dell'abbandono. Un volume immenso dei costi di manutenzione altrettanto importanti piantato nel bel mezzo della città. Anzi, diciamola tutta, piantato nel cuore della città. Un altro weekend al rallentatore lungo la Valsugana, causa cantiere, deviazioni e asfaltature. Un nostro telespettatore, bloccato nel traffico all'altezza del ponte di Campolongo verso la Campesana, ci ha inviato queste immagini. E noi oggi, un lunedì lavorativo, siamo tornati a monitorare la situazione. Pochissime auto di turisti, ma tanti mezzi pesanti che a intervalli hanno appesantito e non poco la circolazione, creando code e piccoli ingorghi. E anche oggi non sono mancate altre segnalazioni dei residenti alla nostra redazione, preoccupati per i serpentoni di auto e appunto di quei mezzi pesanti che stanno soffocando la tranquillità dei borghi della valle. Ogni giorno lungo la SS47 transitano infatti oltre 27.000 veicoli e l'estate è oramai alle porte con l'inevitabile aumento del traffico fino quasi a toccare punte di 55.000 veicoli giornalieri. I lavori, lo ricordiamo, si protrarranno fino a inizio luglio, quando ANAS dovrebbe chiudere il cantiere, ma intanto chi viaggia arrivando da nord all'altezza del già citato ponte di Campolongo tra Valbrenta e Solagna continua a ritrovarsi a camminare a passo d'uomo sulla provinciale interna campesana. Il mese di giugno, al di là delle temperature, ha tutte le caratteristiche per essere già considerato caldo, molto caldo. Il Santo Padre, Papa Francesco, ha nominato arcivescovo titolare di Bolsena e nunzio apostolico in Zambia e Malawi il reverendo Monsignore Gianluca Perici, incardinato nella diocesi suborbicaria di Velletri Segni a Roma. Un evento per Cittadella, la nomina ufficiale del reverendo Monsignor Gianluca Perici ad arcivescovo titolare di Bolsena e nunzio apostolico in Zambia e Malawi, che si è svolta proprio nel battistero del Duomo della città murata di cui il religioso è originario. Per la prima volta in 800 anni Cittadella annovera tra i suoi concittadini un ambasciatore del Santo Padre che sarà attivo nel sud dell'Africa, nei due paesi confinanti con Angola, Tanzania e Madagascar. Una cerimonia quasi improvvisata, visto che Monsignor Perici si era dovuto fermare a Cittadella a causa dello sciopero degli aerei che l'avrebbero dovuto far rientrare a Lisbona, in Portogallo, dove attualmente è consigliere in nunziatura.
quando si dice un caso fortunato, e al nostro microfono ci racconta la missione che l'aspetta. Sono paesi non difficilissimi, per quel poco che ho potuto informarmi, però anche lì c'è bisogno di evangelizzazione, di portare la pace, perché sono colonie che hanno subito nel tempo tante persecuzioni. Molto forte resta il legame con la sua città, rappresentata anche da autorità civili e militari. Ha scelto di rappresentare le antiche mura nel suo stemma, quelle mura che diventano simbolo biblico. Ha un'immagine bellissima la muraglia di Cittadella, ma per chi conosce anche un po' la Sacra Scrittura, rappresenta anche la Gerusalemme celeste, la città santa, la città murata, che è il paradiso. Noi contestiamo all'amministrazione una totale inerzia sui temi urbanistici. Assessore Zonta, sindaca Pavan, assessore Viero, sembra che l'urbanistica di Bassano non sia cosa vostra. Il PD attacca l'amministrazione di Elena Pavan su tutta la linea urbanistica. Si parte dall'urbanistica, ma il tema ovviamente è quello di Baxi e della reazione a catena che comprende l'ex IAR e la volontà di Pengo di spostarsi su San Lazzaro. L'ultimatum della multinazionale è scaduto a fine maggio e non sono arrivate risposte dal comune. E ora che si fa? Le aziende fanno delle richieste, però vogliono delle risposte. Sono in ballo dei posti di lavoro molto importanti. Voi sembra che non vi occupiate di questa città, vi occupate di altro evidentemente, e questo è un problema assolutamente grave. Sono molti i soggetti civici e politici che ribadiscono la necessità di mettere sui piatti della bilancia le esigenze di sviluppo e quelle di tutela ambientale. Lavoro e terra, per dirla facile. Noi sappiamo che dobbiamo ottemperare sia i bisogni delle aziende, ma dobbiamo salvaguardare le aree verdi. Esistono numerosi esempi di amministrazioni locali in Italia che riescono a fare questo tipo di operazioni senza consumare il suolo verde, che sappiamo essere importantissimo. Sullo stesso piatto restano i percorsi tecnici e anche i rapporti all'interno della maggioranza di Elena Pavan. È palese che c'è un presidente del consiglio comunale, Facchin, che è di San Lazzaro, eletto con i voti di tanti cittadini di San Lazzaro, che sicuramente fa fatica ad accettare una decisione di questo tipo, perché non era nel programma elettorale. Però le questioni vanno affrontate anche se non sono nei programmi elettorali. La lettura della faccenda è quindi anche politica, ed ecco cosa chiede la politica all'amministrazione Pavan. Dovete confrontarvi con i quartieri, dovete confrontarvi con i sindacati, dovete confrontarvi con le associazioni di categoria. Fatelo immediatamente, perché avete ancora un anno di amministrazione davanti, poi speriamo basta. La sanità veneta e la sanità di Bassano virano sempre di più verso la sanità privata. Il pubblico perde spazio e chiaramente gli utenti cosa fanno? Devono curarsi e quindi vanno verso le strutture private, che sono sempre di più nel nostro territorio. Però il privato fa il suo lavoro, è il pubblico che ci preoccupa. Un pensiero condiviso da migliaia di cittadini, di famiglie che sulla sanità locale, sulle liste d'attesa, sui disagi nell'ULSS 7 Pedemontana continuano a manifestare appunto preoccupazione e insoddisfazione. Le segnalazioni non accennano a diminuire, anzi, più si va avanti e più la pazienza dei pazienti è messa a dura prova. Pazienti che, è bene sottolinearlo, vanno considerati tali non perché devono essere pazienti, e cioè devono sopportare, ma perché sono malati. E nella cura di qualsiasi malattia il fattore tempo è determinante. Ecco che anche il segretario del PD di Bassano, Luigi Tasca, prende spunto da una segnalazione per rimarcare quanto il problema nell'ULSS 7 sia esteso. Una prenotazione fatta nel mese di aprile del 2022 viene mandata a giugno del 2023 e parliamo di un paziente che tra l'altro ha anche delle problematiche. Poi questa persona che mi ha segnalato il problema mi chiama e dice: guardi, avevo la visita a giugno, mi hanno chiamato 3 giorni prima per dirmi che me la spostavano, ma senza darmi una data. Beh, uno che aspetta più di un anno per un'ecografia cosa fa?
vada al privato, e questo è un sistema che penalizza le persone che non possono permetterselo. Solo chi può pagare può curarsi. Non è questa una sanità di eccellenza, quella dell'ospedale di Bassano. La strada verso la privatizzazione della sanità continua a essere sempre più battuta, ma lungo questa strada il rischio è quello di lasciare abbandonati famiglie e cittadini impossibilitati a spendere per curarsi. Una persona che vuole curarsi inevitabilmente va verso il privato, paga se può permetterselo. È tempo di srotolare i tricolori. A Belluno è già iniziato il conto alla rovescia per l'atteso raduno triveneto degli alpini che torna nel capoluogo dopo 12 anni e sarà festa grande. Alberghi già pieni e palestra a disposizione dell'ANA di Belluno che da mesi lavora all'organizzazione dell'evento. L'emozione è forte, sono anche però abbastanza tranquillo perché ho una squadra che ha lavorato bene e quindi siamo tranquilli di aver colto tutti gli aspetti organizzativi che erano possibili prevedere. Un unico filo conduttore legherà gli eventi del 16, 17 e 18 giugno e sarà il ricordo della tragedia del Vajont che vide gli alpini in prima fila nei soccorsi. Il tema forte che noi abbiamo voluto inserire, soprattutto con riguardo a quelli che sono stati i nostri soccorritori, e quindi questo era il momento proprio di celebrare l'anniversario dei 60 anni del disastro, dando riconoscenza a loro per quello che hanno fatto e per quello che hanno conservato nel loro cuore in termini di solidarietà e di commozione. Spettacoli a teatro, concerti dei cori Brigata Alpina Giulia e Brigata Cadore con un prologo sabato alle 16 a Palazzo Bembo per l'inaugurazione della mostra dedicata al Vajont e poi ampio spazio alla protezione civile con una vera e propria cittadella che sarà aperta al Parco Bologna venerdì 16 alle 17. Vogliamo continuare sulla strada appunto della solidarietà e del soccorso. Per fare questo serve che la protezione civile venga sempre più conosciuta, venga così aiutata da parte dei giovani che si inseriscano in questo settore, che si avvicinino a noi per i valori che noi esprimiamo. Attese personalità e rappresentanti istituzionali ai massimi livelli che si uniranno alle 20.000 presenze stimate per la 3 giorni a Belluno, quando la sera del 18 le penne nere cederanno la stecca agli alpini di Venezia. E forza alpini che ce la facciamo anche questa volta. Questo ritorno ce lo fa vedere un po' più da vicino, ce lo fa toccare, abbiamo bisogno anche di queste manifestazioni più fisiche e credo che rivederlo soprattutto nel suo santuario delle Cendrole sarà molto commovente. Sacerdote di Riese, pontefice, santo, tornerà nella sua terra natale Giuseppe Sarto, torneranno a casa le spoglie di Papa Pio X. Per la prima volta nella storia, dal 6 al 15 ottobre, a 120 anni dalla sua salita al soglio pontificio, l'urna che conserva il corpo del santo partirà dalla Basilica di San Pietro a Roma per arrivare poi nella Marca. Arriverà prima a Treviso, sarà ospitato nella cattedrale di Treviso, lui ha avuto compiti in seminario, è stato cancelliere, è stato veramente in questi luoghi ed è bello che possa passare di qua. 24 ore alla cattedrale di Treviso e poi il viaggio verso il comune di Riese Pio X. Nel pomeriggio di sabato 7 ottobre verrà a Riese dove sarà accolto dalle autorità civili e religiose per poi permanere fino a domenica 15 ottobre al santuario della Madonna delle Cendrole dove sarà possibile appunto visitarlo. Dall'8 al 15 ottobre infatti sarà possibile visitare la salma del Papa Santo e non solo. Per l'occasione stiamo preparando da più di qualche mese, vorrei dire anno. In particolare è stato effettuato il restauro conservativo completo della casa natale ed è in corso di realizzazione il riallestimento museale del museo adiacente, per cui per l'inizio del pellegrinaggio sarà completamente nuovo e riallestito. Pellegrinaggi, veglie e celebrazioni, un calendario ricco di tappe e appuntamenti consultabili nel sito papapiodecimo.it dove sarà possibile anche prenotare le visite. L'attività ce l'abbiamo da più di 50 anni, non è mai successo. Scoppia la camera d'aria, ma è un colpetto, oggi è stata proprio una bomba. Una bomba, lo pneumatico che esplode e il dipendente che viene investito dallo scoppio, come ci spiega Elisabetta Bortignon, titolare del distributore officina di via Bassanese a Romano de Zelino, che però preferisce non farsi riprendere dalle telecamere. Eravamo in ufficio, mio marito era fuori e sono corsa ed era con le mani tappate perché probabilmente il colpo ed era caduto dallo sbalzo d'aria.
Subito è partita la chiamata al 118, sul posto sono arrivate l'ambulanza e l'automedica. L'uomo, un cinquantenne che da più di 20 anni lavora in questa azienda come gommista, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso del San Bassiano. L'incidente è accaduto intorno alle 8. L'operaio stava effettuando la sostituzione delle ruote di un'auto quando improvvisamente durante le operazioni di gonfiaggio uno degli pneumatici è scoppiato colpendolo al volto e al torace. Adesso dobbiamo valutare se è stata causata dal difetto della gomma. Ha un taglio, può essere che c'era già, magari iniziale, o comunque adesso dobbiamo valutare, daremo la gomma a chi di dovere perché valutino. Il cinquantenne è stato portato a San Bassiano in codice rosso, dunque in condizioni serie. Fortunatamente è migliorato già nel corso della mattinata. Un premio per chi nei secoli è fedele e questa fedeltà la trasferisce ogni giorno nel quotidiano, nella tutela del territorio e della sua sicurezza. A ricevere l'onorificenza di un attestato che racchiude in sé stima e riconoscenza è stato il luogotenente carica speciale dell'Arma dei Carabinieri di Riese Pio X, Mauro Pozzobon. È stato un premio particolarmente gradito da parte mia e da parte di tutti i militari della stazione per il lavoro di squadra che è stato fatto in questi anni. Il riconoscimento è stato consegnato in seno al 209° anniversario dell'Arma dei Carabinieri dal comandante interregionale. La motivazione è nobile quanto prestigiosa, essendo il riconoscimento un premio per le qualità personali e professionali e per essersi distinto nel delicato incarico di comandante di stazione distaccata, conseguendo brillanti risultati operativi. Una soddisfazione condivisa e da condividere con l'Arma e i militari, sentinelle preziose, al tempo stesso supporto umano e non solo per i cittadini. La soddisfazione del luogotenente Mauro Pozzobon, originario di Romano de Zellino, è tanta. È stata una grande soddisfazione, anche se non siamo abituati, perché il nostro lavoro viene svolto in silenzio. Viene svolto in silenzio con il massimo della dovizia e con la massima propensione verso la popolazione. Il riconoscimento della scala gerarchica è importante, è una grande pacca sulla spalla a me e ai miei uomini che ci aiuterà di più, a fare ancora di più di quello che abbiamo fatto. Via Cristoforo Colombo, una delle strade, delle arterie più trafficate di Bassano. Ieri suo figlio ha rischiato davvero grosso perché è stato investito da un'automobile. Ci racconta cosa è successo? Certo, allora erano le 5:10 di sera, stava andando a calcio, si è fermato nell'attraversamento pedonale, ha aspettato che le macchine si fermassero, è partito lentamente, come è andato avanti è arrivata una macchina a forte velocità in sorpasso. I testimoni dicono anche con il telefono in mano, e l'ha investito e me l'ha buttato per terra praticamente. È ancora sotto shock Eleonora Brigo nel raccontare la disavventura capitata al figlio 14enne. Il ragazzo, subito dopo l'investimento, è stato portato al pronto soccorso dove è stato sottoposto ad accertamenti viste le numerose botte riportate a seguito della caduta. Ma poteva andare davvero peggio e la nostra telespettatrice lancia un messaggio all'amministrazione comunale, sindaca Elena Pavani in primis, dal momento che sono numerosi gli incidenti stradali che si verificano puntualmente lungo questa arteria. È da anni che si chiede un intervento da parte dell'amministrazione comunale nella messa in sicurezza di questi attraversamenti pedonali, però non so, forse aspettano come sempre che avvenga il morto. Basterebbe un semaforo con la chiamata in modo tale da essere più sicuri, perché poi alla fine è inutile sempre dire facciamo le settimane ecologiche, andiamo a scuola in bici, portiamo i ragazzi a piedi, ma come faccio io da mamma adesso a fidarmi, dopo tutto quello che è successo, di lasciare mio figlio andare alle medie a scuola da solo in bicicletta o a piedi? Approfitti lei della telecamera e lanci un messaggio chiaro all'amministrazione comunale. Io dico da mamma, sindaca, lei è mamma anche lei, ha 2 ragazzi, si metta la mano sulla coscienza, intervenga perché non è la prima volta, è da anni che lo chiediamo, è andata bene questa volta, perché potrei essere qua che parlo con mio figlio all'obitorio.
Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata.